Dove c'è un luogo sacro, esso si mantiene attraverso le migliaia di anni, siano anche diverse le culture o le civiltà, perché effettivamente in Sardegna noi troviamo una stratificazione di civiltà, vero? È neolitica, dopo la neolitica, nuragica, bronzo-ferro, cartaginese, romana e poi appunto bizantina, pisana, genovese, aragonese e spagnola, finché la Sardegna non ritorna nell'ambito dell'Italia. Il fascino che mi è stato dato dalla grotta di Suvento, di Saoche. Incantato dal grande ingresso, sono penetrato dentro finché ho trovato il laghetto. Allora con un amico siamo andati dentro e abbiamo forzato il passaggio con la zattera. Abbiamo raggiunto questo altro lago e abbiamo navigato ancora per 27 metri. Poi siamo arrivati in fondo a un sifone, da dove provenivano le acque. Nella Grotta del Vento stiamo ancora esplorando da più di 20 anni. È la grotta che è la più lunga d'Italia, abbiamo raggiunto i 7 chilometri, stiamo ancora esplorando delle cavità interne che hanno un diametro di circa 200 metri per 200 di altezza. Vidal è un nostro collega francese in esplorazione della grotta di Suvento. Partirono in due francesi in un battellino e sulla via del ritorno, passando da questo piccolo laghetto al lago che poi ha preso il nome di Vidal, si è rovesciato il canottino, lui è andato in fondo perché era carico con lo zaino, quindi è rimasto a testa in giù e il compagno, avendo perso le luci, non ha potuto soccorrerlo, sicché è morto annegato in fondo al lago. Nel 1968 per la prima volta si è verificata una scoperta unica in Sardegna, un tempio ipogeo della civiltà nuragica con tutto il materiale perfettamente intatto e l'esame del carbonio 14 ha dato un'età di almeno 900 anni avanti Cristo. In questi templi ipogei si adorava la divinità del sole quando era tramontato. Il sole che negli inferi doveva proteggere i defunti. Qui vedete una stalagmite del pavimento della parte sacra del tempio ipogeo annerito dal carbone e dei recipienti già usati che venivano donati alla divinità ctonica. Questo denota due cose. Anzitutto il culto fervido, continuo che i viventi avevano verso la divinità delle tenebre, verso la divinità degli inferi e la povertà stessa di questa gente che poteva offrire solamente un povero vaso di coccio. Quindi accanto alle grotte ipogeo, tempi della divinità ctonica, c'erano i templi della divinità solare, i nuraghi. Grazia Deledda, scrittrice sarda, negli anni '20 ha scritto: uomini dal viso melanconico e dallo sguardo mite, nonostante la scura e il coltello di cui erano armati, popolavano il luogo selvaggio.
vestiti con costumi su cui la polvere, il